Entra nel vivo l'estate narese, qualche giorno fa grande successo ha avuto la festa della birra, tanti prossimi appuntamenti, ne parliamo con l'assessore Dainotto che ha la delega al turismo e che sta seguendo da vicino i momenti più importanti. Allora assessore, un'estate narese quest'anno che ci riserva delle sorprese, quali? Anche quest'anno l'amministrazione comunale propone l'estate narese, che ha avuto inizio già il 13 luglio e che si concluderà il 2 settembre. Un copioso calendario di eventi culturali e ricreativi volti a arricchire quelle che sono le giornate, le ferie soprattutto dei nostri naresi, ma soprattutto degli emigrati che fanno ritorno a Naro in occasione delle vacanze e anche degli innumerevoli visitatori che vengono a Naro anche attirati dall'immenso patrimonio artistico e dallo splendido paesaggio della nostra fulgentissima Naro. Una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni locali ha permesso di stilare un programma denso di avvenimenti che va dalla rassegna di spettacoli teatrali a spettacoli di cabaret e vari appuntamenti culturali. A luglio, per esempio, abbiamo visto una serie di appuntamenti, il susseguirsi del libero cinema dei contemplativi, il 13° festival di danza dell'Evolution Dance, saperi e sapori della fulgentissima cura dell'Auser in collaborazione con Proloco e Naro che rinasce, e poi l'inaugurazione del centro sociale del sindaco Calogero Carcione e progetto culturale Casa Contemplativa, la seconda edizione della festa della birra and street food di Cantiere Futuro e la prima edizione del NAR Comics and Games a cura dell'associazione omonima. Bene, gli appuntamenti riprendono questa sera alle ore 21:30 presso la scalinata Vecchio Duomo. Si darà inizio alla rassegna teatrale con la commedia intitolata L'eredità dello zio canonico a cura dell'associazione I Contemplativi. Si prosegue il 9 agosto con la commedia intitolata Trischetti a Maritari a cura della compagnia teatrale La Fulgentissima e poi il 13 agosto la solenne processione della Madonna d'Uritu con seguire poi Santermo in festa, il 18 agosto la commedia Chi famiglia quavi chiù aviarsu a cura dell'associazione Contemplativi, il 20 agosto il festival Italian's Dream a cura dell'associazione Pueri et Juvenes Cantores Voci Don Bosco, il 25 agosto la presentazione del libro di Carmelo Asaro Nel punto più obliquo del cielo e la sera si terrà la commedia A Pinzioni di Masogera a cura della compagnia teatrale Calogero Guelialletti. Infine il 26 e il 27 agosto la Festa delle Arti a cura dell'associazione Indara che prevede un giro per Naro, la festa del cibo di strada e l'arte da vedere. Il 2 settembre si concluderà la 40ª edizione dell'estate narese con il caffè letterario a cura della Prologo e dell'associazione Naro che rinasce. Inoltre tutti i martedì di agosto ci sarà un cinema di Casa Contemplativa. Colgo l'occasione per invitarvi a nome mio, del sindaco, il dottore Calogero Cremona e di tutta l'amministrazione comunale ad essere presenti alle manifestazioni elencate poc'anzi. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi.